Ci ha raggiunto in studio anche Pasqualino Codognotto, sindaco di San Michele al Tagliamento. Intanto partiamo con Renato Querini, che fino a qualche settimana fa era il sindaco di Cinto Caomaggiore. Oggi c'è il commissario e qui a questo proposito insomma ci sono delle decisioni che sta prendendo in questo momento il commissario che soprattutto diciamo nella sua parte politica hanno suscitato un po' dei malumori, delle reazioni. Si dice che stia cercando in qualche modo un matrimonio troppo stretto con Portogruaro, è vero? Beh, intanto buonasera a tutti. Sì, il commissario sta cercando di fare delle convenzioni con Portogruaro, che logicamente è un comune grosso che ha più possibilità di dare degli aiuti. Secondo noi invece era più utile per i cittadini riuscire a fare convenzioni con i comuni limitrofi che hanno gli stessi problemi e gli stessi abitanti, per cui più facile risolvere i problemi perché siamo una piccola famiglia. L'idea nostra era quella di riuscire a partire intanto i 4-5 comuni assieme, Gruaro, Cinto, Pramaggiore e Annone, riuscire a far gruppo e poi entrare eventualmente con Portogruaro, con tutti i servizi che Portogruaro invece voi avete paura insomma di essere in qualche maniera assorbiti e diventare periferia di... Diventare periferia e essere svenduto il comune a qualcun altro. Però c'è chi dice insomma sarebbe il caso forse di fare un unico comune di tutto il Veneto orientale o quantomeno diciamo dell'area portogruarese, fare un comune unico e che questo, anche visti i tempi, la spending review e tutto quello che ne deriva, in qualche modo è imposto dai fatti, dai tempi. Può essere imposto, l'idea fatta anche dal segretario del PD Coccolo, anche consigliere comunale di Cinto. È un'idea talmente futuristica che oggi come oggi è difficile. È un'idea talmente futuristica che oggi come oggi è difficile. Dai, caccia un po' di rap futuristico. Ok, rap futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Pep turupistico. Spec peteristico. Rap futuristico. Già i suoi stessi comuni che hanno lo stesso colore politico hanno fatto una scelta di stare da soli e di non andare con Portogruaro, perché quando è uscita la prima volta l'idea di fare la polizia locale, fare un unico mandamento come ha deciso la regione quella volta, l'unico che ha aderito a queste iniziative è stato Cinto, perché avevamo anche un unico dipendente. Gli altri si sono organizzati, Concordia ha fatto il suo giro, Sastino il suo giro, per cui già tra di loro non hanno... Quanti dipendenti comunali a Cinto Caomaggiore? Noi abbiamo 11 dipendenti comunali con 3.400 abitanti. Quindi meno rispetto... Meno a tanti altri comuni. Andiamo a parlare ora